Lei, ci teneva a relazionarsi con le persone, salutava chi passava e quando, qualcuno voleva parlare lei con pazienza si fermava, dava tempo, dava sorrisi e quindi è amata e ben voluta da molti. Stava attraversando la strada per rientrare a casa, dove l'aspettava una parente perché era sempre circondata dagli affetti e a loro dedicava tempo e sorrisi. Anna Polese, l'89enne travolta e uccisa da una moto a Campodoro martedì sera. Il dolore di Rosa Maria, una delle figlie dell'anziana, che ricorda il grande amore per la famiglia che caratterizzava la madre. Era, sempre attiva, presente, attenta, intelligente, leggeva volentieri, mamma di 5 figli con 14 nipoti e anche dei pronipoti. Aveva sempre qualcuno da invitare a casa e tutti si faceva raccontare da tutti e quindi lei era veramente nel mondo, sapeva tante cose di tutti e del mondo. La tragedia nel tardo pomeriggio verso le 18:30. Anna Polese, fatti pochi passi lungo la pista ciclabile, era in attesa di attraversare la strada quando all'improvviso è stata urtata con violenza da un motociclista in sella ad una potente Yamaha. Inutili soccorsi arrivati in elicottero da Padova. Per l'89enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Mestrino per i rilievi. Il conducente della moto, un 42enne di Grisignano di Zocco, ferito in modo lieve, è stato portato in ospedale a Cittadella. L'uomo è indagato per omicidio stradale colposo, un atto dovuto per consentire alla procura di eseguire tutti gli accertamenti e nominare consulenti di parte. Anna Polese era sempre sorridente, amava festeggiare le ricorrenze. Nella foto del suo ultimo compleanno a febbraio era raggiante con i figli e i nipoti, gentilezza ricordata anche dai vicini di casa. Una signora molto simpatica soprattutto, anche perché passava quasi tutti i giorni qui a piedi e andava a trovare la figlia qua che abita proprio in paese. L'avevo vista giusta nel pomeriggio in auto che stava andando verso casa. Cioè è una cosa veramente inaspettata, guardi, ho ancora un magone. Sempre stata una brava signora, purtroppo. L'incidente è avvenuto in via Municipio, nella frazione di Bevadoro di Campodoro, una strada dove spesso auto e moto corrono ad alta velocità. Qua corrono tanto, corrono. Non rispettano i limiti qua nessuno. Purtroppo la vede che c'è un dosso, c'è un limite di velocità, ma una buona parte non lo osserva. C'è un deterrente lì che non funziona da anni.